Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 10ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Di fronte oggi Testaccio e Virtus Lodigiani. Il Testaccio imposta da lontano, sfera nel cerchio centrale, controllata da Codignori, il tiro e la deviazione sfortunata di Perla. Alessio Codignori dalla distanza porta subito in vantaggio i giallorossi, siamo 1-0. Gianluca Di Curzio pronto al tentativo, va col sinistro e la piazza di Curzio per il pareggio della Virtus Lodigiani. 1-1, gran punizione del numero 10 che la piazza sul secondo palo. Sulla destra avanza il Testaccio con Piccini, c'è il cross lungo, Starace e segna il 2-1, di nuovo in vantaggio il Testaccio. Ottima coordinazione di Starace che mette alle spalle di Bonifazi. Avanza ancora il Testaccio sulla fascia sinistra, c'è il passaggio a beneficio di Mancinelli che controlla il destro di Mancinelli, un grandissimo gol ad incrociare di Mancinelli che inventa da fuori il 3-1 dei giallorossi. Lodigiani che prova a imbastire una reazione, ma di nuovo la palla recuperata dal Testaccio che va sulla sinistra, parte un cross sul secondo palo, bella parata di Bonifazi. Impostazione bassa della Virtus Lodigiani, sbagliatissima però, attenzione a Tisei, Tisei può tirare e invece l'appoggia a Mancinelli che deve solo spingere dentro. La doppietta di Patrick Mancinelli è un regalo della difesa della Lodigiani. Virtus Lodigiani orgogliosamente avanti anche se sotto di 3 reti. C'è l'azione sulla sinistra, il cross sul secondo palo, arriva Tartaglia, bomba di Tartaglia che sorprende stavolta Mirko Calcaro, il 4-2 della Virtus Lodigiani che si rifà sotto. Calcaro rimette con le mani a beneficio di Piccini, azione impostata raso terra, bene qui dal Testaccio in verticale, attenzione c'è Tisei, è solo e stavolta segna lui, gloria anche per Daniele Tisei, il 5-2 del Testaccio. Altra azione del Testaccio e qui attenzione, se ne va sulla destra Simone Starace, c'è il cross per suo fratello Alessio. I fratelli Starace confezionano il gol che chiude definitivamente la gara, 6-2 del Testaccio. Testaccio che attacca fino al termine della gara, liberato Alessio Piccini al limite da una finta, prova e la deviazione di Tartaglia regala il 7-2 al Testaccio proprio sul fischio finale dell'arbitro che consegna una vittoria meritatissima ai giallorossi per 7-2 sulla Virtus Lodigiani. Atteggiamento giusto, oggi abbiamo dimostrato che siamo forti, finalmente abbiamo ritrovato il gioco e questa vittoria ci serviva perché loro ci stanno a 2 punti sotto, quindi siamo contenti e andiamo lì per tentare di vincere sto girone.